e parlare. Ma Dio sta dicendo, no, non è sentire e parlare, è un'esperienza personale con Lui. E perciò che nós staremo lavorando questa mattina su questo senso, e finito l'ultimo messaggio sulle famiglie. Abbiamo fatto 4 messaggi qua in questo mese. E o senso di passare una nuova generazione una esperienza con Dio. Non una conoscenza di Dio, ma insegnare a portare ai miei figli, alla prossima generazione, chi è Dio per esperienza personale. In modo che i tuoi figli non possano conoscere Dio perché hanno sentito parlare dai nonni, dai genitori, chi era Dio. Ma che i figli possano sapere e conoscere Dio come esperienza personale e unica. Leggiamo una tragedia. Ah, pastore, una música bella, adesso parlo di tragedia. È una tragedia al popolo di Israele. Dopo che si va Mosè, dopo che va la vita di Giosuè, e il popolo di Israele, quella prossima generazione, si diventa quasi un scandalo. Finisce. Leggiamo Giudici, capitolo 2, versetto 10 a 14. Del versetto 10 a 14. Giudici. Anche tutta quella generazione fu riunita ai suoi padri. Poi, dopo quella, vi fu un'altra generazione che non conosceva il Signore. Vi fu un'altra generazione che non conosceva il Signore, né le opere che Ele aveva compiute in favore di Israele. I figli di Israele fecero ciò che è male agli occhi del Signore e servirono agli idoli di Baal. Abbandonarono il Signore, il Dio dei loro padri, che li aveva fatti uscire dal paese dell'Egitto, e andarono dietro ad altri dei, fra gli dei dei popoli che li attorniavano. Si prostrarono davanti a essi e provocarono l'ira del Signore. Abbandonaram o Senhor e serviram Baal, ele ídolo de Astarte. L'ira do Senhor se accese contra Israele e dele lhe diede in mano ai predoni che li spogliarono. Li vendette ai nemici che stavano loro intorno, in modo che non poterono più resistere di fronte ai loro nemici. Dovunque andava la mano del Signore era contro di loro a loro danno, come il Signore aveva detto. Come il Signore aveva loro giurato, e la loro tribolazione fu molto grande. Il Signore allora fece sorgere dei giudici, che li liberavano dalle mani di quello che li spogliavano. Ma neppure ai loro giudici davano ascolto, anzi si prostituivano ad altri dei e si prostravano davanti a loro. Abbandonarono ben presto la via percorsa dai loro padri, i quali avevano ubbidito ai comandamenti del Signore. Ma essi non fecero così. Una generazione, un'altra generazione, adesso un'altra generazione. Preghiamo. Nostro Padre, continuare l'opera Tua è fondamentale, importante. E preparare un'altra generazione. É questo messaggio, Padre, che vorrei che tu, tuo Santo Spirito, possa lavorare nel nostro cuore, nella nostra mente, nella nostra bocca. O Santo Spirito, guida-ci. Grazie e misericordia. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Quando noi cominciamo a conoscere la storia della Chiesa, una preoccupazione, tra virgolette, che ci viene in mente sempre, è la futura generazione. Nós vediamo tante chiese che hanno cominciato bene, hanno percorso bene, ma è arrivato un momento che la chiesa è calata. E vediamo qua in Europa, soprattutto, quante chiese che sono chiuse. Vediamo una crisi oggi che esiste negli Stati Uniti, che si chiudono più chiese che si aprono le chiese. Vediamo anche una crisi in Brasile con le chiese oggi che non adorano il vero Dio e stanno morendo giorno dopo giorno. Ossia la mancanza di portare all'altra generazione la conoscenza di una esperienza personale con Dio. Perché è molto bello cominciare un lavoro, è molto bello continuare un lavoro, ma noi dobbiamo sapere che questo lavoro deve avere una futura generazione che deve continuare, perché la nostra generazione, che cosa succederà tra poco? Morirà, finisce. Ma noi non possiamo continuare questa idea che sarà sempre con noi e non stiamo preparando una nuova generazione per continuare a proclamare il nome di Gesù e avere delle esperienze personali. Ieri sera è stata un'esperienza molto bella, eravamo
e pré-adolescenti, eravamo un bellissimo gruppo. E abbiamo parlato dell'importanza di avere una vita impegnata di responsabilità, di ubbidienza ao nosso Signore, in modo che questa generazione che sta arrivando possa continuare questa strada. E a importância que Deus te ha dato e sfidato in questo senso è che noi siamo responsabili di formare una nuova generazione che insegna come vivere assieme a Dio. Come tu stai preparando la futura generazione? Come tu stai preparando i tuoi figli? Come tu stai preparando le persone che sono vicino a te? E é interessante que em aquele momento Israel estava vivendo uma grande crise, porque tinha o grande líder que se chamava, primo grande líder de Israel, quando estava atravessando o Mar Rosso, e entra no deserto, que se chama? Mas Moisés acha um sucessor que se chama? Josué. Mas Josué é interessante a história de Josué, porque lui voleva caminhar ao fianco de Moisés. Perché lui voleva vedere chi è il Dio di questo Mosè. Perciò che Giosuè era sempre vicino e dove andava Mosè, Giosuè era intorno a lui. Perché voleva vivere l'esperienza e perciò che Giosuè è riuscito a mantenere in questa generazione il futuro del popolo di Israele che conquista la terra. Ma dopo Giosuè non c'erano più successori. E se non c'erano più successori, che cosa succede con il popolo? Si perde. L'importanza di cominciare una generazione, di mantenere la futura generazione e così via, in modo che il popolo possa continuare adorando a Dio, oppure il popolo abbandona Dio. E quando noi cominciamo a vedere la storia del popolo di Israele, noi possiamo fare un paragone con la nostra famiglia. Come sta la mia famiglia oggi? I miei figli amano Dio in modo di esperienze personali, oppure hanno una conoscenza di Dio tramite i miei nonni? Oppure miei padri, oppure non so chi. Ma io non riesco a trasmettere al mio figlio la conoscenza di Dio tramite esperienza personale con Dio. Quando facciamo questo paragone con i nostri figli, noi cominciamo a pensare che cosa sarà dei nostri nipotini. Perché se i miei figli non stanno seguendo Dio in conoscenza personale, che cosa saranno con i nipotini? Un disastro. Un disastro. E tu puoi dire, pastore, non sarà così. Eu estou falando della parola di Dio. Estou parlando della Bibbia. È stato sempre così. E se noi non riusciamo a preparare la futura generazione, sarà un disastro per loro. Perciò è una crisi che ci succede con loro. Perciò quello che noi vogliamo in questo momento lavorare con la Chiesa, quanto il figlio è a tuo fianco nella conoscenza di Dio. Abbiamo qualche tempo fa, abbiamo predicato qua, di un pai eroe, è quello pai che piange. Pai, bello. Grazie portoghese. Quello padre, pai è padre, ok? Quando dirò pai, ricordate del padre. Ma quello padre che è eroe è quello che trasmette ai figli la conoscenza di Dio con esperienza. E quando il padre arriva a casa e porta una bella notizia, sono disoccupato, ho perso il lavoro. E lui ha il coraggio di condividere questo con il figlio e dire, figlio, io sono senza lavoro. Ma c'è un Dio nella nostra storia. E è questo Dio che ci sostiene. Vieni figlio. E adesso devo inserirti a te nel concetto della tua vita che questo Dio vivo che tu hai capito per conoscenza è un Dio che noi dobbiamo vivere come famiglia. E quando il padre comincia a pregare con il figlio, a insegnare con la parola con il figlio e cammina con il figlio e il figlio vede dopo, nonostante che mio padre non aveva lavoro, la nostra vita, la nostra famiglia resiste. Perché c'è un Dio. È quello padre che arriva a casa dopo che essere promosso e dice, mio figlio, sono stato promosso. Mio figlio, adesso posso condividere una grande gioia che Dio ha fatto con me. Io voglio insegnarti adesso che questa promozione sarà una attenzione che non è tutta la promozione con una benedizione. Questa benedizione sarà una benedizione a Dio e alla nostra famiglia quando tu vedrai che Dio sarà più forte dentro di questa casa. Perché ci sono tante promozioni che è l'assenza del padre e il padre che abbandona la famiglia e noi vediamo che quella promozione è stata un disastro. Così il figlio sta percependo con il padre che Dio è la priorità della vita e questo Dio esiste.
E questo Dio è presente. E o figlio comincia a capire, non è solo un Dio di conoscenza, ma è un Dio di verità. É questa família quando o padre arriva e diz, o nosso empenho número 1 é com Dio. E questa família deve haver um empenho fortíssimo com Dio. O nosso empenho com o popolo de Dio, que é a Chiesa. É questo empenho que eu demonstro davanti ai miei figli e miei figli percepiscono. Meu padre parla, meu padre vive. Meu padre ensina e meu padre pratica questo. Meu padre está parlando de questo Dio e o meu padre está vivendo questo Dio allo stesso modo che lui parla. Como é belo. E é questo modo que nós estamos promovendo, criando, formando uma nova gerazione alla conoscenza di Dio, perché tutto quello che io sto insegnando, eu estou vivendo. É quando o padre diz della Chiesa è la cosa più preziosa. La Chiesa è un dono di Dio. La Chiesa, mio figlio, è Dio che ha scelto. Oggi purtroppo ci sono tante persone che dicono che la Chiesa c'è la ipocrisia, che la Chiesa c'è la falsità, che la Chiesa è così, così. Mio figlio, non credete in questo. Perché la Chiesa è un dono di Dio. La Chiesa è un sogno di Dio. E tutte le persone che sono dentro della Chiesa sono ammalate, come io. Sono le persone che hanno bisogno di guarigione, come io. Perciò, mio figlio, io in questa casa, io mai permetterò che si parli del pastore o che si parli della Chiesa o di un membro della Chiesa. Perché in questa casa noi sappiamo che la Chiesa è una benedizione di Dio. E o Padre che insegna, e o Padre che vive, o Padre che sta dicendo le cose e manifesta in modo pratico, e così il figlio vedrà tutto quello che mio Padre parla. Meu padre vive e eu vorrei camminare nelle stesse orme di mio padre. Avete capito come si forma una generazione? Non bastano le parole. Io devo vivere questa esperienza, io devo manifestare, perciò il Dio che sarà inserito nel cuore del figlio è il vero Dio. Tante volte noi pensiamo che Dio non stiamo inserendo nel cuore del nostro figlio. La Bibbia dice che ci sono un vero Dio e un falso Dio. Chi è il vero Dio? É o nosso Dio. É o Dio de Israel, é o Dio della nossa história, della nostra vida. Que é o falso Dio? Que é o falso Dio? É skate, não? É denaro, é soldo. É o falso Dio. E tante volte o figlio dice, ma meu padre parla questo, ma la sua vita sembra che è solo qua. Meu padre... Coerenza, la mia vita è qua, io insegno e io vivo. Il mio Dio è solo questo. Non è questo che comanda, che guida la mia vita. È Dio. Io non sto indietro al soldo, è il soldo che viene dietro a me. Perciò io vorrei oggi lasciare questo messaggio un po' di modo molto visibile alla Chiesa. C'è un messaggio che è stato fatto nella década di 70. Pastore, quanto tempo fa? Sueli, se ti ricordi di questo messaggio, no? Década di 70, le tre sedie. Qualcuno ci ha sentito parlare o no? Pastore Bruce Wilkinson ha preparato questo messaggio molto semplice per spiegare il senso dell'importanza di formare l'alta generazione. Io starò prendendo quell'esempio che il pastore Bruce Wilkinson ha fatto 40 anni fa sulle tre sedie. Così tu potete dire, pastore sta copiando un messaggio? No. Sto prendendo un esempio di un pastore che tanti di altri già hanno fatto. Ma il titolare, il copyright di questo uomo, Bruce Wilkinson. Marcelo, mi aiutate qua, tre sedie? Joe, capo, qua, ok? E vediamo queste tre sedie, lontano dall'altro, una mezzo qua e l'altra. Vediamo qua. Grazie, va bene. Ok, sono le tre sedie. Cercheremo di lavorare per capire bene il senso di queste tre generazioni. Possiamo immaginare che questa prima sedia qua è quella generazione che ama Dio. Quella generazione che aveva impegno con Dio e responsabilità con Dio. Quella generazione che ha avuto una esperienza personale con Dio e aveva questa conoscenza di un Dio presente nella sua storia. Non è un Dio soltanto delle orecchie, ma un Dio degli occhi. Che ha visto Dio agire, lavorare e trasformare. È questa generazione che veramente ama Dio con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutte le sue forze.
È questa generazione che è seduta su questa sedia. È questa generazione che sta manifestando la gloria di Dio in modo molto vivo. È questa generazione. Abbiamo una seconda sedia che è una seconda generazione, che già adesso já non è come quella. È quella generazione, come eu posso dirvi, non mi frega niente. Va in chiesa, è questo che dovevo arrivare alla fine, già io mi ha detto. È quella generazione che dice che ama Dio, ma nel momento di una decisione ama se stesso. La prima persona nel suo vocabolario sono io. Nonostante che conosce Dio, nonostante che sa delle cose grandi che Dio ha fatto, ma nel momento di prendere un impegno con Dio, io penso a me stesso. È una generazione tiepida. È quella generazione che non sa se andrà alla destra o andrà alla sinistra. È la generazione che pensa a se stesso. E oggi abbiamo tante persone così. Sono membri di chiesa, battezzati nelle chiese, ma hanno conosciuto un Dio di ascoltare. Ma nel momento di una generazione, nel momento di fare una decisione, pensa a se stesso. E la terza generazione qua, che è frutto di questa, è la generazione della crisi. Non sa a che cosa credere. Ha ascoltato parlare del Dio dei nonni, neanche del padre. Ha sentito parlare che Dio faceva le cose con i nonni. Così nel momento di una crisi che cosa facevano? Io devo parlare con la nonna e con il nonno per sapere che cosa Dio ha insegnato loro. È la generazione della crisi. Ha preferito di non credere che credere. È la generazione che in qualsiasi cosa abbandona i suoi valori. È la generazione promiscua, che vive oggi un libertinaggio molto forte. È la generazione che Dio non fa parte della sua storia. È una generazione che ha girato le spalle a Dio. È una generazione che prima di Dio è io. E dopo viene io. E dopo viene io. E a generazione che vive soltanto io. Sono le tre sedie qua che cominciano a spiegarci più o meno come sta funzionando le generazioni oggi dentro della Chiesa e nel mondo. E la mia domanda che io farò alla prima volta, ti farò tante volte, dove tu sei seduto oggi? Esperienza viva con Dio? Conoscenza di modo vero con Dio? La tua storia è stata trasformata con Dio? Oppure tu sei quella generazione che ha sentito parlare di Dio, conosce Dio, ma nel momento di una decisione il tuo valore, la tua storia è importante. Oppure tu sei questa generazione della crisi, che non sa niente. Non sa dove va da destra ou a sinistra, non sa niente. Está sprecando, sperperando tante cose della tua vita nei tuoi valori e tu non riesci a credere in nulla. O preferisci prendere una decisione, io preferisco non credere che credere. Perché credere in che cosa? Qual è la tua sedia? Qual è la sedia che comincia a parlare nel tuo cuore e nella tua vita? Dobbiamo pensare. Prendiamo um exemplo bíblico. Um personagem famoso. Abraão. Dove possiamo inserir Abraão qua? Abraão lascia la sua terra. Abbandona le sue parentele, abbandona la sua terra. E va per un luogo che lui non conosceva e una storia che lui non conosceva neanche. Ma abbandona in obbedienza a Dio. Abraão è quello personaggio che Dio chiede a Abraão: mi dà tuo figlio come sacrificio? Che cosa fa Abraão? Ok, io do mio figlio a Dio. Abraão è questo personaggio che parlava con Dio e viveva esperienza con Dio. Qual è sede di Abraão qua? È qua. Era un uomo responsabile, perciò che noi leggiamo tanti capitoli nella Bibbia che parla da Abraão. Perché lui aveva esperienza con Dio. E quando Dio ha chiesto, tuo unico figlio, tu puoi darmi come sacrificio? E Abraão, sono pronto a dare mio figlio. E quando noi pensiamo così, ma Abraão, quello che ha fatto, no, io non lo farei mai. Perché che io non farei? Perché o io sono seduto in questa sedia, oppure io sono seduto in questa sedia. Perché se io fossi seduto in questa sedia, io potevo capire adesso che cosa Abraão stava facendo.
Perché la mia mentalità per capire quelle cose che Abramo ha fatto è quando riesco a sedermi in questa sedia e vedere Dio come esperienza personale, e lui sapeva per fede che Dio era un Dio che libera. Ma noi per fede non riusciamo a capire neanche davanti al nostro naso, perché noi siamo seduti in quello oppure quella sedia, perché noi ancora non abbiamo avuto questa esperienza con Dio. Abramo sì. Abramo sì. E perciò che Abramo ha preso questa decisione di essere in questa sedia, nonostante che lui non conosceva neanche Dio, era una famiglia di idolatri. Nonostante che lui è stato anche un bugiardo nella sua storia. Ma lui non era un uomo perfetto, ma era una persona timorata da Dio. In questa sedia non si sedono i perfetti, si sedono quelle persone che amano Dio e riconoscono i suoi propri difetti e si sedono qua sapendo che ha un impegno, una responsabilità con Dio. Dopo di Abramo, qual è stato o suo figlio? Isacco. Che cosa conosciamo di Isacco? No, questo era l'altro. Che cosa conosciamo di Isacco? Dove era Isacco? Era in questa sedia. Lui conosceva Dio tramite suo papà. Lui aveva ascoltato di Dio tramite suo papà. Ma quando noi cominciamo a leggere la Bibbia della storia di Isacco, qual è la storia di esperienza con Dio? Un vero figlio da mamma. Neanche la moglie lui ha scelto. Uno ha scelto per lui. Un vero figlio della mamma. Perché no momento di una decisione era la moglie che prendeva la decisione. E lui, quello che tu fai va bene. Ossia, non aveva atteggiamento, non aveva impegno, non aveva responsabilità. Era Isacco. Aveva la conoscenza di Dio, del padre suo di Abramo, ma non aveva esperienza con Dio della sua storia. Perciò noi leggiamo 2 capitoli di Isacco di là, ma la persona più forte neanche era lui. E basta, finisce la storia di Isacco. Era un uomo che non aveva la forza neanche verso i figli, chi doveva insegnare i figli era la mamma, e lui aveva anche un figlio che era o favorito, che anche era un disastro. É a storia di Isacco. Può darsi che qualcuno è seduto qua? Dopo di Isacco chi viene? Abramo, Isacco, e c'era un altro fratello, un sorello, un fratello. Si chiama? Esaú. Come significa Giacobbe? Che cosa significa? Inganatore. Ha inganato anche la propria famiglia. Era un uomo che era un disastro. Anche quello protetto dalla mamma. Aveva Esaú, che era l'altra terza generazione. Tranne astri degli altri. Visto? Una dichiarazione d'amore a te, ok? É um desastre Esaú. E é interessante que Esaú parla pouquíssimo de lui. Ma c'è un versetto biblico che dice che lui ha preso delle mogli che hanno creato che cosa para la propria famiglia? Un dispiacere profondo ai genitori. Era un ribelle. Era un ribelle. Era Esaú. Era una persona che Dio, non mi importa, io penso in me. Io decido per me, consiglio dei genitori, ma meu papà non è modelo, non è esempio. Se o meu nono fosse vivo, può darsi che andava a casa di meu nono Abramo per chiedere consiglio. Ma meu papà, perché? Isacco è stato, nonostante che era il figlio favorito, ma meu papà non è un esempio per me. Perciò io sono qua, Esaú. Perciò io sono qua un Giacobbe che è un inganatore. Perciò questo uomo che crea un grande problema che è la sua propria famiglia, perché non amava neanche i suoi, amava se stesso, solo a se stesso. Dopo Giacobbe passa com uma experiência profunda com Dio. E da quel momento que lui ha visto Dio, ma fino a quella esperienza di Giacobbe, la sua vita era un disastro, ingannando, engano, e la sua vita è successo anche di tanti disastri. Qual è la tua sedia? La prima sedia, una coerenza con Dio. La seconda sedia, senza responsabilità e senza coerenza con Dio. La terza sedia,
Niente. Una serie volta di una crisi molto grande. L'altro personaggio che ha avuto dei figli, che si ricorda di Davide. Dove era seduto Davide? È una persona impegnata con Dio, una persona che pregava, una persona che scriveva tanto, una persona che aveva dei valori fortissimi. Era qua Davide. Ma tu puoi dirmi, pastore, ma è stato un assassino. Ma lui è stato un adultero. Ma lui era uomo secondo il... Davide aveva una caratteristica che io amo tantissimo. E tante volte io cerco di avere questa caratteristica come Davide. Nel momento do sbaglio, Davide diceva solo una cosa. Io ho peccato. Punto. Ieri abbiamo parlato con i ragazzi di questo senso del peccato. Che cosa Adamo fece? Che cosa Eva fece? Fecero loro? Ma Davide, nonostante i suoi peccati, nel momento della correzione lui diceva, questo uomo sono io. Questo uomo che ha peccato sono io, non sto giustificando i miei sbagli, sono io, perché io amo Dio, io voglio ritornare a Dio, e perciò che dopo tutti i suoi peccati, lascia scritto Salmo 51 e Salmo 32. Davide che dimostra veramente coerenza di fede, perché quando aveva sbagliato, riconosce senza nessuna paura, perché amava Dio. Perciò questa sedia qua non è la sedia dei perfetti ai nostri occhi, ma quelle persone che hanno timore di Dio, sono timorate da Dio, che amano Dio. E non importa o prezzo a pagare, io sono con Dio. Io sbaglio, ma io confesso i miei peccati, che la responsabilità, oppure la irresponsabilità è mia. Ma questa sedia è un po' diverso. E Davide aveva un figlio che si chiamava... Ha cominciato bene. Molto bene. Adesso viene Ledone novamente. Ha cominciato benissimo Salomone. Ma dopo ha chiesto saggezza, intelligenza, si è diventato l'uomo più grande e ricco della terra. Una capacità stupenda. Ma questo uomo si sposa. E la mia preoccupazione con Salomone non era solo Ledone. 1000 suocera, puoi immaginare? Una suocera già è benedetta, stupenda per me. Ma 1000 suocere non era tanto intelligente così. Ma era Salomone qua. È interessante che questa sedia sono quelle persone che hanno la conoscenza di Dio e fanno le cose verso Dio, ma le altre cose completamente contrarie a Dio. Sono le persone che stanno pregando nella chiesa, escono di qua e fanno le cose completamente diverse. Sono impegnati con la lode, sono impegnati con la preghiera, sono impegnati con i bambini, ossia le persone che stanno servendo Dio in una parte, ma dall'altra parte servono a se stesso e al diavolo. E quando la bocca non si trattiene, una bocca che predica la parola stupenda è la bocca che porta le maledizioni. Incoerenza. Era Salomone in questa sede. Era questo uomo che conosceva benissimo questo Dio. Ma nel momento di una decisione, primo io penso a me stesso. Perché lui non voleva litigare con nessuna moglie. Perché lui voleva soddisfare tutte le mogli che lui aveva. Adesso le donne usciranno di qua e mi massacreranno, ok? Perché nel momento che le mogli chiedevano, Salomone, possiamo creare qua un altare per il mio Dio della mia popolazione, perché sono straniera, io vorrei inserire qua. Che cosa lui faceva? Soddisfaceva e portava dei dei adentro del popolo di Israele. Non so se aveva paura della moglie, che cos'è, ma lui, la suocera forse, ma lui era questo uomo che non prendeva l'iniziativa verso Dio e ha distrutto quella storia. Dopo Salomone che viene? E gli altri anche. E questo ragazzo qua, quando comincia a vedere il regno, comincia a dimenticare tutti i consigli che aveva e anche ha abbandonato anche gli anziani che davano dei consigli preziosi, e lui prende un gruppo di ragazzi per guidare il popolo e il regno. E perciò che si diventa un disastro. Generazioni della crisi, generazioni di mancanza di impegno con Dio, generazioni che non vogliono impegnarsi con Dio. E perciò, carissimi,
dove noi stiamo vivendo questa conoscenza di Dio e come stiamo inserendo? Dove tu sei seduto qua? Sono le 3 sedie. Responsabilità, impegno, amore e dedicazione che si fa vedere ai figli che veramente io amo Dio? Oppure una incoerenza, perché qua io cerco di seguire il Dio del mio padre, non mio Dio, il Dio del mio padre, non mio Dio, ma allo stesso momento io vedo le decisioni completamente diverse, una mancanza di coerenza di fede e di insegnamento. Oppure una generazione qua che non crede più in niente. E se c'è qualcosa che mi porta piacere, io sono presente. E se c'è qualcosa che mi fa piacere la carne, può contare su di me. Perché non c'è niente più in questa generazione. Perciò non lo so se Abraamo ha sbagliato, non lo so se Davide ha sbagliato per arrivare ai suoi nipotini in questo disastro, ma io so di una cosa: se noi vogliamo inserire i nostri figli chi veramente è Dio, io devo portare mio Dio non solo alla conoscenza di Dio, ma all'esperienza con Dio di camminare insieme con i miei figli. Io devo inserire a mio figlio un Dio di modo vivo, presente, che loro possano vedere questo. Questa sedia qua è il mio sogno che tutti noi possiamo essere seduti. È questa sedia della responsabilità che noi possiamo adesso creare le altre generazioni che amano veramente Dio. Io non lo so come tu sei papà con i tuoi figli, io non lo so, sto parlando tanto del papà oggi, ma anche della mamma. Ma tu devi fare vedere ai tuoi figli chi è Dio con esperienza pratica della vita. Portare tuo figlio alla conoscenza di Dio tramite la tua storia. E che loro possano condividere la tua storia. Perché tu devi sapere che quella sedia può essere sarà il tuo figlio, oppure l'altra sedia. E dopo, se non c'è una esperienza personale con Dio, personale, sarà un disastro. Nós vediamo tanti genitori oggi molto impegnati con il lavoro, molto impegnati, indaffarati con tante cose, ma il tempo con i figli, dove sono? Camminare com i figli, insegnare le cose belle della vita e le cose tristi della vita, dove sono? Interessante che nel Nuovo Testamento nós possiamo vedere anche queste 3 sedi. In quale nome? 1 Coríntios. O uomo espirituale, o uomo carnale e l'uomo naturale. Non conosce Dio, non ha lo Spirito di Dio. Perciò in Corinzi ti porta anche questo. L'uomo naturale che non ha la conoscenza di Dio vivo, che vive a se stesso. L'uomo carnale, quell'uomo doppio senso, non sa che cosa vuole della vita, ha la conoscenza di Dio ma non vive. E l'uomo spirituale è questo uomo veramente che vive con Dio. E è di qua che io devo scegliere. Non sarà Dio a mettermi in questa o quella sedia. La scelta è mia. Genitore, la mia sfida è che tu sia responsabile e coerente con i tuoi figli. Eu posso dirti con tutta la sicurezza: pastore, tu non ce l'hai figlio. Sono stato figlio, ho lavorato con tanti figli. I ragazzi, loro non ascoltano con l'orecchio, loro ascoltano com gli occhi. I nostri figli non stanno ascoltando con gli orecchi, stanno ascoltando con gli occhi. Loro vogliono vedere il tuo atteggiamento di coerenza. Perché quando i ragazzi percepiranno che tu sei coerente, loro verranno di qua e diranno: il Dio di mio papà è il mio Dio. Loro diranno che il Dio di mio papà è il mio Dio. Perché loro hanno visto che tutto questo discorso dentro di casa aveva un modello, che era mio papà e la mia mamma. Perciò che io seguo Dio non per conoscenza, io seguo Dio per esperienza, perché ho vissuto una esperienza personale con Dio. La mia sfida, carissimi, è che tu possa vivere questa esperienza personale con Dio in modo pratico. E Dio desidera questo. Perciò un uomo che gradisce al Signore è un uomo pronto a obbedire e a camminare con il Signore. Il piacere dell'uomo è Salmo numero 1, è la parola del Signore.
e c'è il telefonino che viene. Il piacere nostro è la coerenza con il Signore. Io conosco il Signore. Io ho timore del Signore. Perciò che io non pecco, non per il mio proprio bene. Io non pecco perché non voglio fare piangere il mio Dio. Perciò che io sono impegnato con il Signore, non perché è per il mio bene, perché io amo il mio Dio. Perciò che io mi allontano del male, non per il mio proprio bene, perché io sono una persona che ho timore di un Dio santo. E se Dio è santo, io voglio vivere nella santità. La scelta è nostra. Genitori, la scelta è vostra. E noi vedremo una generazione benedetta che verrà di qua, se noi viviamo questo Dio in modo pratico, a casa nostra. Preghiamo. Se sei vicino a tuo marito, alla tua moglie, abbraccia, prende per mano, senti, è la tua moglie o tuo marito. E assieme dovete camminare. Se sei vicino a un figlio tuo, teu figlio, fa lo stesso. Abbraccia, prende per mano. Forza. Nosso Padre, noi stiamo lavorando sulle famiglie perché crediamo che la famiglia è la base di una società. Abbiamo una società corrotta, marcia, un disastro. Ma tu, Padre, hai creato delle famiglie perché è un sogno tuo. Tu hai creato l'uomo, tu hai creato la donna, con la loro diversità, in modo di avere un complemento uno con l'altro. In questo modo, questa famiglia che si unisce, comincia a creare dei figli. E quando è una famiglia dentro dei tuoi propositi, Dio, che i figli possano crescere dentro del tuo proposito. E i figli possano dare la priorità a te, avere impegno con te e amarti. Ti ringrazio, Padre, perché tu ci hai dato questa Chiesa. Ti ringrazio, Padre, perché tu hai rivelato nella tua parola delle cose preziose del senso di famiglia. Ti ringrazio, Padre, che possiamo creare generazioni qua che possano essere salde in fede con te perché hanno avuto l'esperienza con te. Quando ricordiamo Mosè, Giosuè, e dopo il popolo di Israele che gira le spalle a te e segue le altre dei, questo ci sfida, Padre, a evitare che le nostre famiglie seguano quello percorso, ma insegnare ai nostri figli il valore della fede, di un'esperienza personale con te. Nel nome di Gesù, grazie, Padre, per il tuo popolo, e benedici, e rivela, e inserisci in ogni cuore, Padre, ogni cuore, un desiderio di seguirti. Nel nome di Gesù, amém, Senhor. Per finire, carissimi, vi lascio per gli uomini, tu che sei un papà, arriva a casa oggi, prendi un libro della Bibbia che si chiama Ebrei, è nel Nuovo Testamento. Se tu non riesci a trovare, va a Filemone subito dopo, ok? E vai in questo libro di Ebrei e leggi il capitolo 11, che è il capitolo, gli uomini, il capitolo della fede. E tu cominci a dire ai tuoi figli, leggiamo oggi la storia di Mosè. Saranno pochissimi versetti. E tu cominci a spiegare quella storia e dire, mio figlio, anche noi. Aí tu cominci a prendere la storia di Giuseppe. Pochissimi versetti. Anche noi. E tu cominci a spiegare ogni personaggio di Ebrei 11. Fa un al giorno. Sono 3-4 versetti al giorno. E spiega ai tuoi figli o senso della fede, di camminare nell'invisibile, di non cercare di fare i calcoli per prendere una decisione, ma di fare veramente un impegno con Dio e prendere una decisione. E dopo tu dici a tuo figlio, noi possiamo essere così. E tuo figlio imparerà una cosa, fede, soprannaturale, un Dio che fa dei miracoli. Posso chiedere a casa nostra, papà? Può, e já è successo. Ti ricordi mio figlio quello giorno? E tuo figlio comincerà a seguire
il Dio vero. Papà, è difficile questo? 5 minuti al giorno. Non ha detto 50 minuti, 5. Tu vedrai dopo che tu cominci con 5 minuti, tuo figlio comincerà a fare le domande e tu andrai più avanti e saranno 50 minuti. E tu dirai, che benedizione, perché non ho fatto questo prima? Le cose semplici, le cose profonde. E un valore. Dove è il mio cuore? Dove è il mio tesoro? È da là che inserisco la mia storia, la mia vita. Amen? Cantiamo. Danza amore in ogni casa, in ogni famiglia. Danziamo, balliamo, cantiamo, adoriamo il nostro Dio e manifestiamo questa gloria perché è un Dio che io amo tanto con impegno. Grazie a quelli che hanno portato le sedie. Ok? Cantiamo questa musica, momento delle offerte della decima. Ah, pastore, la decima? Ma non ce l'ho soldi. Ce l'hai sì. E questo insegno mio figlio. Io insegno mio figlio. E così è la responsabilità. Non è per la Chiesa, per favore. Soldi non è per la Chiesa. È la mia responsabilità nella opera di Dio. Un Dio che eu amo. E eu voglio che cresca questa opera di Dio.